Dichiaro aperta quindi la terza seduta del Consiglio Comunale di martedì 30 luglio 2019. Prima di procedere all'appello, che come prassi verrà effettuato dal segretario, presento al Consiglio Comunale e dai cittadini che ci seguono da casa il nuovo segretario comunale, dottor Lino Nobile, a cui do il benvenuto. Il dottor Nobile proviene dal comune di Carle e ci seguirà per l'intero quinquennio di questa consigliatura. Il nuovo segretario auguro buon lavoro ed auspico che possa essere la nostra guida ed il nostro punto di riferimento per i lavori del Consiglio Comunale. Approfitto anche per ringraziare il vice segretario, la dottoressa Paola Costalunga, che in questo periodo tra fine maggio e metà luglio, quindi tra l'uscita del passato segretario e l'arrivo del nuovo, ha retto i vertici del comune svolgendo il proprio lavoro con competenza ed abnegazione. Passo ora la parola al sindaco per un saluto al nuovo segretario. Buongiorno a tutti, mi associo alle parole del nostro Presidente del Consiglio nel dare il benvenuto al nuovo segretario comunale. Oggi ho avuto modo di ringraziarlo quando ha sciolto la sua riserva e ha deciso di far parte della squadra vittoriosa. Oggi ho avuto modo in questi 15 giorni di apprezzarne le caratteristiche e la sapienza amministrativa. Sono sicuro che assieme faremo tante belle cose. Grazie ancora. Passo ora la parola al segretario per l'appello. Piatto Antonio, Italiana Virella, Casagrande Andrea, Talè Antonio, Di Antonio Giulio, Di Bastiani Alessandro, presente, Denardi Barbara, Dus Marco, È sempre certificato. Comiero Maurizio, Pagotto Alberto, presente, Barrella Alberto, presente, Rasera Gianni, presente, Rossetto Mario, presente, Salente Silvia, Sant'Antonio Paolo, presente, Tonò Roberto, presente, Paraschita, presente. Allora adesso definiamo i riscondatori, quelli della volta scorsa, possibile? Baraschin, poi Gomiro e Bagliana. Allora, adesso ci sono delle comunicazioni. La prima comunicazione che faccio è la costituzione delle commissioni. Comunico che in data 25 luglio 2019 si sono formate le 3 nuove commissioni permanenti con l'elezione dei relativi presidenti e vicepresidenti. Do ora lettura dei presidenti e dei vicepresidenti. La prima commissione, affari istituzionali, attività sociali, culturali, turistiche e sportive, informatizzazione, presidente consigliere Parrella, vicepresidente consigliere Bagliana. La seconda commissione, territorio, sviluppo economico, polizia urbana, presidente consigliere Gomiro, vicepresidente consigliere Dus. Terza commissione, finanze, patrimonio, società partecipate, presidente consigliere Baraschin, vicepresidente consigliere De Antoni. Con questo abbiamo rispettato il mandato che ci eravamo dati di costituire quindi le commissioni che nominate nella precedente seduta del 13 di luglio, che sono state nominate nella precedente seduta, e di renderle subito operative. Ringrazio i consiglieri Bagliana e De Bastiani che ci hanno sollecitato a costituire il prima possibile le commissioni e da renderle operative prima della pausa estiva, cosa che ci è riuscita. Seconda comunicazione. Allora, nel mio intervento di insediamento del 15 di giugno avevo preso 2 impegni. Il primo era quello di verificare l'opportunità di anticipare i consigli comunali dalle ore 20 alle ore 19, eventualmente in periodo invernale anche alle 18:30. Con il consenso dei capigruppo siamo riusciti in questo intento
e dopo il consiglio eccezionale che abbiamo avuto il 13 di luglio è il primo consiglio in cui è attuato il cambio di orario, ed anche a questo punto è stato fatto. Il secondo impegno che mi ero preso era quello di far inserire nel regolamento la non emendabilità delle mozioni a meno del consenso dei proponenti, facendo tesoro di quel suggerimento che ci aveva dato tempo fa il dottor Nietu, che insomma ci ha seguiti per un certo periodo nel Consiglio Comunale. Dopo la pausa estiva farò convocare la prima commissione per poter inserire questo emendamento nell'articolo 22 del regolamento a salvaguardia dei diritti dei proponenti la mozione. La terza comunicazione: ho notato che con difficoltà alcuni consiglieri non riescono a capire e conoscere i servizi che vengono erogati dal Comune e resi disponibili a loro per poter lavorare meglio nel loro compito di consiglieri comunali. Allora anche qua farò predisporre a settembre, con l'aiuto della dottoressa Della Torre, che è la responsabile dell'ufficio affari istituzionali e che ringrazio anticipatamente, una nota, vademecum, sull'uso dei servizi messi a disposizione del sito del Comune come ausilio all'attività di consigliere. Sono la rassegna stampa, come fare la ricerca delle delibere, degli atti in generale, le tempistiche, quando vengono depositati, quando si possono scaricare, come correggere ad esempio un verbale del Consiglio Comunale, eccetera. Ecco, io ho finito, se ci sono altre comunicazioni degli assessori del sindaco, prego. Un'ultima comunicazione per informare che con l'aiuto del nuovo segretario comunale abbiamo avviato anche quel nuovo metodo che avevamo pensato per essere contributi dal punto di vista amministrativo, ovvero affiancare l'opera dei assessori comunali da parte di consiglieri. In qualche modo vengono delegati allo studio e allo sviluppo di certe tematiche di cui siano particolarmente preparati o versati, e facilitando in questo modo l'opera amministrativa degli assessori. Con il prossimo Consiglio Comunale specificheremo quali sono questi consiglieri e il campo specifico di azione. Poi prossimo. Bene, iniziamo ora col primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno. La mozione presentata dal consigliere comunale Antonio D'Arè ad oggetto: Conte Tonello, accesso veicolare alla Corte e passaggio pedonale pubblico tra via Cavour e via da Milano. Nuove determinazioni conseguenti alla delibera di giunta numero 116 del 23 maggio 2019. Prego il consigliere D'Arè di illustrare la mozione. Allora, veramente 15 luglio 2019, il Presidente del Consiglio Comunale, per conoscere dal Sindaco e dal Segretario Generale. Oggetto mozione ex articolo 22, in conformità dell'articolo 22 del regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari. Il sottoscritto consigliere comunale chiede di inserimento dell'ordine del giorno nella prima seduta ultima il Conte Tonello, accesso veicolare alla Corte e passaggio pedonale pubblico tra via Cavour e via da Milano, nuove determinazioni conseguenti alla delibera di giunta numero 116 del 23/5/2019. Premesso che nella seduta di giunta il Presidente sicuramente scorrerà i tempi, se mi lascia leggere, altrimenti Proceda pure. Che nella seduta di giunta del 23 maggio 2019 viene approvata la delibera numero 116 ad oggetto complesso Conte Tonello in via Cavour, convenzione per accedere da via da Milano, approvazione schema, con cui si revoca la prescrizione relativa all'obbligo dell'accesso veicolare di via Cavour e si consente invece l'accesso in via da Milano ai soli titolari del complesso Conte Tonello, l'accesso veicolare per un numero massimo di 16 veicoli inferiori a 3 quintali e 5
e articolo 95 di massa penale con tutto assetto della divisione il giorno precedente il 22 maggio del protocollo generale del comune protocollo numero 20.161 di uno schema di convenzione sottoscritto da tutti i titolari del complesso Porte Tonello, che prevede, a fronte della possibilità di accedere al parcheggio privato attraverso via da Milano, di realizzare nella prima amministrazione del fondo stradale interessato una totale borboato all'ingresso del parcheggio privato, quindi la manutenzione ordinaria per l'11° tratto. E la precitata delibera recepiva, come si legge nella stessa, una proposta avanzata dai proprietari del complesso in data 17 aprile 2019. Il signor Masetta, a nome dei proprietari di Porte Tonello, presentava la proposta di assumersi l'impegno ordinario in manutenzione al fondo stradale di via da Milano. E allora accesso Caraio e fino a microcerchiata Corvuaio, con interventi a carattere annuale a fronte dell'impegno assunto di chiedere il rilascio di 16 autorizzazioni al transito per i proprietari degli stalli ricavati nell'otto, che in precedenza la Giunta Comunale, con delibera 281 del 6/11 del 2007, aveva ritenuto di consentire l'accesso e recesso delle auto al parcheggio interno alla Corte esclusivamente da via Cavour. E anche nella successiva delibera del Consiglio Comunale del 19, numero 19 del 37/2008, con cui si approvava il piano di recupero di iniziativa privata, era espressamente confermato l'accesso esclusivamente in via Cavour, che a seguito della successiva richiesta della proprietà di accedere alla Corte da via da Milano, anziché da via Cavour, protocollo numero 12.535 del 2010, in coerenza con le precedenti delibere di Giunta e di Consiglio, la Giunta Comunale confermava con delibera 145 del 22/6/2010 quanto già disposto dalla precedente delibera di Giunta del 2007. E come risulta dalle premesse, nella recente delibera della Giunta numero 116, con l'impegno di manutenzione in via da Milano proposto dai proprietari del complesso Porte Tonello al fine di essere efficace deve essere contenuto in un atto unilaterale d'obbligo, ovvero in una convenzione atti da registrare e i cui obblighi derivanti sono trasferibili a terzi. E come stabilito al punto 5 della delibera numero 116, lo schema di convenzione sottoscritto da tutti i proprietari deve essere integrato con un articolo che vincoli ciascun proprietario a riportare negli eventuali futuri atti di compravendita delle unità mobiliari gli obblighi assunti con lo schema della convenzione del protocollo 20.161 del 22/5/2019, che come stabilito al punto 6 della delibera 116 è dato mandato al dirigente competente di sottoscrivere una convenzione, considerato che i 16 permessi di accesso veicolare alla Porte Tonello via da Milano di via Cavour, concessi con la delibera numero 116, vengono dati alla luce delle condizioni del contesto, in particolare della pericolosità della manovra per l'accesso e il recesso da via Cavour, contemplando l'interesse dei privati con l'interesse generale della sicurezza. E detta motivazione, dedotta in delibera per revocare l'obbligo di accesso e recesso veicolare da via Cavour, appare contraddetta dal fatto che sullo stesso lato est di via Cavour esistono da anni, e se non da decenni, ben 7 passi carrai, che per ammissione della stessa delibera 116, lo schema di convenzione sottoscritto dai proprietari del complesso Porte Tonello, giunto a protocollo in comune il giorno precedente, risulta carente della prescrizione che i veicoli di ciascun proprietario a riportare negli eventuali futuri atti di compravendita delle unità immobiliari gli obblighi assunti con lo schema di convenzione, che risulta pertanto di difficile comprensione l'approvazione della delibera il giorno successivo, quando invece una funzionale prassi avrebbe dovuto consigliare di completare prima lo schema di convenzione e approvare la delibera solo successivamente, quando cioè lo schema di convenzione fosse completo. Richiamando che il Sindaco, rispondendo il 27 aprile del 2018 il Consiglio Comunale ad una interrogazione del consigliere Gianluca Posocco in merito al problema dell'accesso veicolare della Corte, si augurava che, visto che sarà ovviamente portato di nuovo in Commissione e la Commissione si faccia attrice di una proposta al Consiglio Comunale,
mentre 13 mesi dopo, senza alcun passaggio di commissione, come pure allora giudicava, decideva invece di procedere in proprio con una delibera numero 116. Tenuta dovuta attenzione che il percorso ciclopedonale di via da Milano, unitamente al tratto di piazza Tiziano, via Paietta Meschietti, sul lato est dell'ospedale ospedale, dovrebbe costituire un collegamento tra il superamento della stretta di Serravalle e l'innesto della pista ciclabile ordinaria dopo il ponte degli tracciamenti con la ciclovia europea Venezia-Monaco. Che tale collegamento con significativa intuizione è stato realizzato in 2 tranche, con un sistema di fari a terra che lo illuminano nelle ore serali e notturne, e il sistema di illuminazione del percorso ciclopedonale in via da Milano risulta oggi in stato di grave degrado, in cui sono stati divelti e quindi tolti circa una serie di fari. Il tratto nord dell'accesso in piazza Borgorani da via da Milano, dove c'è avviene il percorso misto tra autobus e pedoni, mentre i risultati più o meno tutti esistenti fari dalla parte sud esclusivamente in via Antonello da Serravalle. Il programma dell'attuale amministrazione questa attenzione alle ciclovie europea Monaco-Venezia nel tratto di competenza comunale. Premesso altresì che sempre con la già citata delibera di Giunta 281 del 2007, 145 del 2010 e la citata delibera del Consiglio Comunale del 19 del 2008 si stabiliva a carico della proprietà della Corte Tonello l'obbligo di garantire la propria cura rispetto di passaggio esclusivamente pedonale di attraversamento tra via Cavour e via da Milano dalle ore 7:30 alle 20. In data 12 giugno 2017 con protocollo numero 1746 ad oggetto comunicazione avvio procedimento amministrativo a residenza Corte Tonello, il comandante della polizia municipale intimava all'amministratore della proprietà Corte Tonello di garantire entro 10 giorni dal ricevimento della presente il transito pedonale tra la via Cavour e via da Milano, prescrizione che rimaneva e rimane tuttora desolatamente disattesa, che come riportato dalla delibera numero 116 veniva avviato nei confronti dei titolari del complesso Corte Tonello un procedimento di irregolarità urbanistica in merito al collegamento pedonale aperto al futuro in orari fissati dalla delibera di approvazione del piano di recupero prescritto all'interno e del permesso di costruire previsto per gli interventi ma mai temperato, che come riportato nella delibera numero 116 alcuni proprietari hanno risposto inviando un protocollo 17.935 dell'11/5 2018 alcune memorie indicando che l'obbligo a tenere aperto in determinati orari il collegamento pedonale non è stato oggetto di alcun atto convenzionale o unilaterale e non è mai stato trascritto, quindi non può essere addebitato ai titolari che hanno acquistato gli immobili senza essere a conoscenza di tale obbligo. E come riportato sempre nella delibera 116, il sopracitato procedimento per irregolarità in merito al collegamento pedonale nei confronti dei titolari del complesso Corte Tonello è in corso di definizione. Il Consiglio Comunale delibera di dare mandato alla Giunta Comunale di verificare l'intesa anche con l'ufficio legale interno se la delibera numero 116 sia revocabile, in quanto contrastante con la prescrizione che è contenuta nella delibera consigliare del numero 19 del 37 2008 e in caso affermativo di provvedere con sollecitudine alla revoca della stessa. 2. Di impegnare la Giunta Comunale a riferire il Consiglio l'esito della verifica in cui del precedente punto 1. 3. Nell'ipotesi di impraticabilità della revoca della delibera numero 116, di impegnare la Giunta Comunale a sollecita attuazione dell'integrazione della Convenzione in conformità al punto 5 della delibera numero 116, d'intesa con il dirigente competente, accertando che quanto previsto dalla delibera sia integralmente predisposto e attuato fino al fine della registrazione e trascrizione formale delle onere di manutenzione annuale del tratto di via da Milano, affinché in futuro non si obietti degli attuali proprietari o di terzi ad essi subentrati con l'onere stesso
non era conosciuto né risultava agli atti. Quarto, il dare mandato alla giunta comunale di occuparsi per definire e rendere attivo il passaggio pedonale dalle 7:30 alle ore 20. E qua chiudo con una nota. La delibera numero 116 viene fatta 3 giorni prima del voto. Allora, che in via da Milano ci sia un accesso auto noto, lo sappiamo. Io in 5 anni non ho mai opposto resistenza al passaggio delle auto, né mi sono fatto fare. Alcuni consiglieri invece hanno messo in atto e in essere, diciamo, hanno evidenziato questo problema per un semplice motivo. Io ho fatto questa mozione perché ritengo assurdo e assolutamente fuori posto che a 3 giorni dal voto si vada a modificare con un atto di giunta una convenzione votata da questo Consiglio Comunale. Allora vorrei capire se questa delibera di giunta è stata fatta dall'allora sindaco Roberto Tonò, ora consigliere, su mandato del sindaco, ossia sia un atto proprio della dirigente o del dirigente, perché questo atto ha un sapore molto strano, ma dirò nel singolo passaggio. Ringrazio il consigliere del Re. Ora dichiaro aperta la seduta e la discussione. Prego, consigliere Tornano. Grazie. Spero di non aver capito bene una delle sue ultime affermazioni, o probabilmente, visto il caso, ho capito poco male quando lei ha detto non ho mai opposto resistenza al passaggio delle auto in 5 anni. Non so se ho capito male. Non ho fatto atto formale in questo atto, in questi 5 anni. Sì, ecco, Lo ha fatto qualcun altro di opposizione. Io questo si è anche registrato, non ho mai opposto resistenza. Fatto sta che nei successivi 5 anni è arrivata, l'ha citata anche lei, anche una interrogazione, una richiesta da parte dell'allora consigliere, oggi assessore Posocco, se non ricordo male, che chiedeva se passavano, ovviamente quando erano stati presenti gli agenti della polizia locale, quante multe avevano elevato, eccetera. Ora, lei che è navigato e ha fatto anche, oltre che il sindaco, il consigliere regionale, sa benissimo che le competenze, sia da parte statale che da parte regionale, per quanto riguarda l'ambito urbanistico, sono cambiate. Cioè, nel 2008 i piani di recupero erano adottati dalla Giunta e approvati dal Consiglio Comunale, cosa che avvenne, se non ricordo male, dico se non ricordo male perché nel 2008 una delle pochissime volte in cui sono mancato del Consiglio Comunale era proprio quella sera in cui, ahimè, è stato approvato il piano di recupero a Stonello, mentre invece dal 2011, e poi lo prevede successivamente anche la norma regionale, la parte gestionale attuativa dei piani urbanistici spetta alla Giunta, non più al Consiglio Comunale. Mi corregga il segretario se sbaglio, ma mi pare sia così. Quindi la competenza è passata gestionale dal Consiglio Comunale alla Giunta, non per una volontà specifica ovviamente di qualche Giunta, ma perché la norma è norma. Giura l'ex, sed l'ex deve rispettarlo ovviamente. Tra l'altro il piano originale, se non ricordo male, non prevedeva convenzioni come era stato presentato in Consiglio Comunale, per cui era difficile che fossero prescritte convenzioni inesistenti. Diciamo che il problema è emerso in Consiglio Comunale, se ne era dibattuto anche in sede di commissione consigliare più volte. Io avevo sollecitato la Commissione a proporre una soluzione, cosa che, come ha sottolineato lei nella sua mozione, non è avvenuta per ben 13 mesi. Dopodiché è arrivata una proposta unilaterale da parte dei residenti, i quali credo
giustamente dopo tanti anni chiedevano anche che il problema fosse risolto. Perché? Perché a parte le decisioni legittime del 2008, quindi di 8-10 anni fa del Consiglio Comunale, ci sono anche i problemi come dire, fisici, li definisco così perché l'apertura del passaggio carrabile da via Cavour verso le residenze è piuttosto limitato, so che era stato verificato anche dagli uffici comunali e anche la soprintendenza, se non ricordo male, si era opposta a un allargamento dell'apertura. Oltretutto, mi pare sia stato ricordato anche oggi in un articolo sul giornale, anche il marciapiede, dal marciapiede era stato tolto il passaggio carabile, diciamo, cioè era stato unificato tutto il marciapiede. Io invece posso dire che negli anni in cui ho fatto il sindaco non mi sarei mai permesso di non opporre resistenza. Una volta chiesta una verifica da parte del Consiglio Comunale, la verifica è stata fatta, ma abbiamo in più cercato anche di trovare una soluzione a un problema che era quasi anzi che era ormai decennale e che non trovava, diciamo, non trovava una soluzione che potesse coniugare il primo interesse, quello pubblico, assieme al legittimo interesse privato di chi aveva avuto una concessione in base alla quale poteva sistemare e recuperare un complesso con varie unità abitative e 16 posti auto all'interno. Prego. Buonasera a tutti. No, allora io volevo porre alcune questioni in merito. Innanzitutto il fatto che questo progetto torni sempre spesso nei consigli comunali vuol dire che è una situazione che si sta proponendo da più di 10 anni e penso che sia una situazione che prima o poi dovrà essere risolta. E penso che sia giunto il momento poi anche di risolverla, però in che modo? Io direi di arrivare a una conclusione però nel rispetto e nell'applicazione di tutte le regole e le prescrizioni che sono state date, soprattutto all'inizio, cioè nel senso del 2008 quando c'è stato l'adozione da parte del Consiglio Comunale del piano di recupero della Corte ex Tonello, ci sono state delle prescrizioni molto importanti, soprattutto l'accesso appunto da via Cavour. E ricordiamo che quell'accesso da via Cavour, da quanto ho letto il verbale di quel Consiglio Comunale, era stato dato con dei pareri molto, molto importanti. C'era stato anche un parere di contrarietà da parte della soprintendenza, questo è da verificare, per quanto riguarda invece l'accesso da via da Milano. Quindi sarebbe un po' anche da andare a ritroso e riprendersi gli atti e le motivazioni per cui era stato imposto esclusivamente l'accesso da via Cavour. Ora, io questo lo dico perché anche nel rispetto di tutti i cittadini di Vittorio Veneto che ogni giorno si trovano a dover rispettare le norme e le prescrizioni dei regolamenti edilizi e regolamenti urbanistici, che alle volte sono anche molto restrittivi, come è giusto che sia, però tutti siamo alle prese con questo rispetto delle norme. Quindi è giusto a questo punto trovare una soluzione perché andiamo nel rispetto, ripeto, di quello che sono state le fondamenta di questa istituzione. Poi voglio dire, permettetemi, secondo me il progetto con il piano del recupero è un bellissimo piano, non c'è dubbio. Il progetto con all'interno i parcheggi, quando i progettisti sapevano che insomma quello era l'accesso, il mettere i parcheggi privati all'interno di quella corte è stato secondo me un azzardo, a questo punto mi viene da dire, no? Abbiamo delle bellissime corti in giro per Vittorio Veneto, sono stati fatti dei bellissimi recuperi dove i parcheggi non ci sono all'interno, anzi sono spazi pubblici di accesso, e quindi secondo me questo è un po' stato l'origine di tutta questa situazione. Detto questo, scusate se continuo, io chiederei a questo punto una chiarezza su tutta la documentazione. E questa mozione impegna la Giunta a lavorare per provare a risolvere questo problema. Io chiedo eventualmente anche un passaggio eventualmente in commissione urbanistica per rivedere un attimo tutta la documentazione e tutti gli atti, perché sono
Poi gli atti che si sono susseguiti con delibere, con richieste da parte del proprietario, con risposte di delibere da parte delle giunte, cioè sono tantissimi e al loro interno hanno dei pareri insomma abbastanza vincolanti. Altre due cose che volevo sottolineare, scusate per un po' di tempo, è il discorso del passaggio ciclopedonale della Burrella all'interno della Corte. Quella era una prescrizione riportata all'interno della delibera del 2008, quindi all'interno del piano di recupero. Quella prescrizione poteva essere attuata immediatamente, cosa che non è mai stata fatta. Ricordo che la richiesta di Burrella non è un capriccio dei consiglieri comunali, ma si fonda su tutta una serie di passaggi dal punto di vista urbanistici che gode la città di Vittorio Veneto. Ricordo l'ingegnere quando ha fatto l'intervento nel 2008, ricordando l'importanza delle burrelle all'interno della città di Vittorio Veneto, nel senso che sono dei passaggi che danno anche vitalità alla città, consentono di non fare, cioè quando ci sono corpi lunghi di edifici, fa sì che le persone possano transitare da una parte all'altra delle città passando attraverso dei passaggi. Abbiamo tantissimi bei esempi di questi passaggi in giro per Vittorio Veneto, quindi credo che anche questo sia una cosa da far rispettare immediatamente. Altra cosa riguarda quella che accennava prima, il discorso del consigliere Garè sul percorso ciclopedonale di Via da Milano, che secondo me è una cartolina bellissima per i turisti di Vittorio Veneto, anche per l'immagine di città di Vittorio Veneto. Tra l'altro quel percorso va a collegarsi appunto con la passeggiata dietro l'ospedale, l'ex ospedale intitolata a Don Antonio Denardi, e quindi penso che tutta quella passeggiata sia da conservare. Attualmente non è in uno stato positivo, nel senso che ci sono appunto tutti questi faretti rotti, alla sera non si riesce neanche a camminare, e quindi chiedo al sindaco oggi di rivedere tutto il discorso. Sono stati eliminati i faretti, sono stati develti, non so in che modo, e non ci sono più, mentre d'altra parte è tutta ancora integra, quindi anche questo sarà da verificare. Ultima cosa è l'aspetto della sicurezza, che secondo me qua non riusciamo, questa sera non è stato toccato. Allora, qualora si transitasse in Via da Milano, a questo punto mi viene da dire se abbiamo preso in considerazione l'aspetto della sicurezza, cioè della promiscuità del passaggio. Se dobbiamo far passare le auto, i pedoni, e le biciclette e le mamme con i passeggini, le persone anziane, io ho provato, cioè io ci vado spesso là. Adesso immaginatevi due auto che passano, i pedoni devono mettersi sul ciglio del muretto del mischio con la possibilità anche di cadere dentro. Voglio dire, no, cioè, ci sono gli alberi e quindi c'è questa cosa da tenere in considerazione. Adesso io non so se è stato chiesto anche un parere ai vigili urbani per quanto riguarda la sicurezza pedonale del tratto, perché voglio dire, non è una cosa da non tenere in considerazione. Ecco, quindi io chiedo al sindaco, anche eventualmente alla giunta, di verificare nella risoluzione del problema anche dal discorso della sicurezza dei pedoni. Ecco, questo, grazie, scusate. Do la parola al consigliere De Bastiani. Grazie. Sì, anch'io voglio ricordare e confermare quanto già affermato il consigliere Tonon, che in commissione consigliare era stato posto il problema e ricordo che i consiglieri concordavano sul fatto che era un problema pluridecennale che andava affrontato e in qualche modo risolto. Ricordo anche la richiesta del sindaco Tonon fatta non ricordo se dalla commissione consiglio comunale, comunque di avanzare una proposta per porre rimedio a questa situazione. Ricordo però anche che in commissione è stato unanime il parere che il problema andava affrontato, ma che serviva, a nostro avviso,
un segnale di buona volontà da parte di quei cittadini che sono interessati al problema. Il segnale di buona volontà, secondo noi, secondo i consiglieri comunali, consisteva nel fatto di ottemperare, per esempio, all'obbligo di apertura dalle 7 di mattina alle 20 di sera. Un provvedimento che non costava nulla, che non implicava lavori, bastava solo attuarlo, e avrebbe dato la dimostrazione che i cittadini volevano affrontare con il Consiglio Comunale o con la Giunta o con chi è proposto a risolvere questo problema, volevano affrontare assieme il problema. E io purtroppo devo riscontrare che questo segnale non è pervenuto. Per cui è vero che non è arrivata la proposta in 13 mesi, ma è anche vero che non sia arrivato nessun segnale richiesto per risolvere questo problema. L'altro punto altre osservazioni che volevo fare è mi sembra, magari lo verifichiamo o qualcuno è già in grado di dirmelo adesso, che il segnale di divieto di transito o di accesso, non mi ricordo precisamente se è un divieto di transito o di accesso, a mio avviso esisteva prima dell'intervento di ristrutturazione, perché se fosse stato messo dopo, allora sì, i residenti avrebbero avuto ragione di dire no, io ho compiuto questa operazione però sapendo che potevo passare per via da Milano. Ma se il segnale c'era prima, allora avrebbero dovuto sapere che c'era quel problema nel passaggio. Approfitto che non ci sono prenotazioni, visto che il segretario comunale è stato chiamato. Vedo adesso la prenotazione, ora passo prima la parola al consigliere De Antonio. Grazie Presidente, sono senza voce, quindi devo venire più vicino possibile. Cioè, il problema è molto complesso, io ascolto come me, non l'ho seguito, ma questo consente anche di poter fare delle votazioni, anche diciamo, spero in buon senso, senza avere diciamo, ricordi del passato, né aver avuto nessun contatto con le persone che sono interessate a questa cosa. E vorrei l'intervento di Vito Due, una parte è sulla mozione, in sé diciamo come mozione, e poi sugli aspetti contenuti della mozione stessa. Allora, nella mozione, mi sembra di capire la mozione che è abbastanza complessa da leggere e non è così facile, mi sembra che il primo punto sollevato sia quello se la delibera della Giunta 116 dello scorso 20 maggio sia legittimo o meno, o meglio, se la Giunta era legittimata ad assumere tale delibera. A me pare di sì, al di là di quello che diceva il consigliere Tonò, a me pare di sì perché, se ho letto bene nella delibera, nei permessi di questa delibera 116 c'è scritto che questa delibera è stata presa dalla presenza del segretario comunale, quindi parere di regolarità tecnica e contatto espresso dai responsabili degli uffici competenti. La prescrizione dell'accesso al compendio ex segretariato Tonello del DHU non è una previsione del piano regolatore generale né del piano di recupero sul tempo trovato, ma è una prescrizione contenuta negli atti amministrativi. Quindi in questo senso diciamo, la competenza del Consiglio non è prevista al di là di quello che diceva sulla variazione della legislazione regionale su questo tema, ma è l'intervento della Giunta della delibera 116 è sull'atto autorizzativa che prevedeva l'obbligatorietà di questo passaggio, se non ho capito male dalla delibera. Ora io dico, se l'amministrazione comunale sulla base della segnalazione che è pervenuta ritiene che tale delibera non sia legittima o la Giunta non sia competente a deliberare, faccia le necessarie delibere degli uffici, così dice anche il comandante della delibera, comunque, e con gli uffici che si sono espressi da poco su questo tema, ma lo stesso, e revoca la delibera di Giunta segnalando un momento di legittimità di tale delibera se questa delibera è legittima. Credo che non ci sia un problema, insomma. Non credo sia compito del Consiglio Comunale entrare nel merito della legittimità delle delibere per la Giunta. Credo, ma mi aiuterà il segretario, cioè il Consiglio Comunale per le sue competenze è quello di verificare la legittimità
validità delle delibere prese dalla Giunta. Io non ho trovato questo tema, ma però sono pronto a cambiare opinione se segretaria di Detto questo, nella mozione vengono proposte due problematiche. La prima è accesso-recesso delle auto al parcheggio interno della Corte di via Cavour o per via Milano. Il secondo problema è il passaggio comunale per via Cavour e via Milano. Nel secondo punto, come qualcuno ha detto, è stato avviato questo procedimento per l'irregolarità di inizio urbanistica in merito al collegamento e quindi questa iscrizione contenuta nel permesso a costruire previsto dall'intervento edilizio non è stato preparato. Il procedimento per questa irregolarità è in corso di definizione, è stato chiesto a che punto è, e quindi non appena questo procedimento ci sarà chiarito, credo che l'amministrazione sia titolata a insistere su questo passaggio, visto che tutti sono concordi, nel senso che bisogna tenere conto sia dell'interesse pubblico, non solo secondo me, come l'avete già detto, che mi ha cucinato sul valore della ciclovia Monaco-Venezia, no? Che incontra il suo percorso, questa ciclovia incontrerà parecchi punti di discontinuità, questo sarebbe un ulteriore punto di discontinuità, ma soprattutto dei cittadini borghesi che devono poter andare in bicicletta o passeggiare, diciamo, sulla strada del Borghesio in condizioni di sicurezza, ma anche di rispetto, diciamo, dell'ambiente. Sono passato anche con bicicletta per capire meglio. È abbastanza messo male la pavimentazione dei carrelli. Ma se ho capito bene, io ho cercato di leggere tutte le delibere che c'erano su questo argomento. Ho segnalato comunque agli uffici che sul sito del comune non ricordato né la delibera di Giunta 221 del 2007 né la 145 del 2010. Io le ho messe agli atti comunque, ma sono vecchie. Ho scritto, avrei potuto chiedere, non ho avuto tempo di chiedere, però non ci sono tutte le delibere che probabilmente non ha scelto a questo tempo, ma ritornando al discorso che volevo fare, dicevo che se era permesso a costruire, sono stati progettati e forse resti obbligatori di 16 posti in macchina, non capisco come possa essere stata autorizzata la costruzione e il mantenimento di un'apertura da via Cavour, che sono 2 metri, sono stato passato in bicicletta tentando di curarla, sono 2 metri, cioè hanno da un lato il permesso a costruire prevede l'obbligo è tutto usato di via Cavour, e in passato la Betteria Tonello andavano con il furgone, quindi e se poi parliamo del marciapiede, che non c'è, perché c'è il marciapiede non si poteva fare su una ristrutturazione del genere. L'importante è non farsi prendere in giro, perché il 23 non si fanno le delibere che ratificano consigli comunali. Mi scusi, io ho detto che non ho nessun problema di parlare bene o male dei documenti preso dalle giunte precedenti. Non mi interessa, non ho avuto a che fare niente con la precedente amministrazione, quindi sto facendo una valutazione con le mie forze, con le mie capacità, guardando le carte, mi faccio una ragione di questo, perché il problema, certo, quello del passaggio lungo via da Milano, certamente per il scritto per i ciclisti e per i pedoni, c'è anche il problema di alcune persone che abitano in quel condominio che hanno avuto la concessione inizio in cui c'era scritto che dovevano probabilmente mettere 16 posti in macchina, perché sa che si prevede che quando si realizza una posti in macchina, e nel progetto è stato previsto di fare un'apertura di 2 metri. Adesso non sono andato a misurare con la stecca, però non è più ampio di 2 metri. È difficilissimo fare questo. Allora bisogna, perché dico questo? Perché se ci sarà un contenzioso, bene. Allora, io penso che sia opportuno approfondire anche questo aspetto, perché chiaramente ogni delibera presa in termini diversi da quella che è stata presa comunque sarà un contenzioso, quindi valutare bene, piuttosto dico riprendiamo quella delibera e vediamo meglio i contenuti, come ha detto lei anche sugli altri punti della mozione, nel senso che bisogna prevedere che sia importato, che sia trascritto in maniera tale che anche gli eventi eccetera. È finito il tempo. Qualcuno che parla per mezz'ora. No, controllo io, 7 minuti a testa. Cerchi di concludere il concetto. Concludo in questo modo. Cioè, a me sembra che discutere sull'argomento generale sia importante anche in questo consesso, ma che l'aspetto della valutazione della delibera della Giunta numero 116 del 2019 compete alla Giunta stessa.
Quindi non è motivo, secondo me, di approfondimenti di valutazione di questo aspetto. Io credo che la delibera, così come è stata la mozione, così come è stata presentata, debba essere trasmessa alla Giunta e alle valutazioni che sarà opportuno. Quindi è legittimo per la realtà, qualcuno ha fatto un atto legittimo, lo va bene, abbiamo capito il concetto. Grazie. Allora passo la parola al consigliere Andrea. Come ripeto, non è una questione che io ce l'ho con i residenti in maniera assoluta, è che quando si fa una convenzione e chi l'attua la deve portare a termine in tutti i suoi punti, anche quelli notarini. Allora, se non si fanno le cose, se si fanno così, va benissimo, andava bene tutto, bastava non fare questa delibera, perché questa delibera mi ha irritato, e qui chiudo il mio intervento. Grazie consigliere Andrea. Allora approfitto del fatto che non ci sono in questo momento prenotazioni e visto che il segretario era stato chiamato in causa dal consigliere De Nardi, se ritiene di fare alcune precisazioni può prendere la parola. Sì, ma una precisazione di metodo più che di merito, più che di legittimità. Allora, la mozione, come ben sapete, è una proposta del Consiglio Comunale che è riconducibile ad un atto di indirizzo politico-amministrativo, quindi ben venga che il Consiglio Comunale solleciti la Giunta ad adottare un provvedimento di ritiro. Quindi, rispondendo al consigliere, ci può stare benissimo. Rispondendo invece al consigliere De Nardi, dico proprio in virtù di questa natura della mozione, quale atto politico, quindi non di atto regolamentare, quindi non necessita di parere di regolarità tecnica contabile, non necessita un parere di legittimità del segretario. Per quanto riguarda le premesse come ben sapete sono le premesse si dà conto di atti e rapporti giuridici e ragioni giuridiche. E su quelle non sono assolutamente in grado di entrare nel merito, perché comunque non attengono minimamente alla mia sfera di sindacato. Per quanto riguarda, quindi stiamo al dispositivo, abbiamo dato alla Giunta di verificare se è revocabile in senso tecnico probabilmente, perché come ben sappiamo la revoca è un atto di ritiro che risulta qualora ci siano dei motivi di merito che sconsigliano di mantenere in vita il provvedimento amministrativo, quindi revoca significa atto di ritiro con efficacia da ora e non da allora, mentre finora abbiamo parlato di annullamento. Ben venga, ripeto, un'attività della Giunta rivolta a verificare i presupposti per un procedimento di secondo grado rivolto alla delibera 116 per appunto verificare se ci sono dei motivi di merito o di legittimità per adottare o un atto di ritiro, o un atto di modifica, o un annullamento, o un retro, o per conservare il voto. Grazie segretario. Chiedo scusa, però io non ho toccato cose. Scusi consigliere. Io riguardo il procedimento. Il microfono eventualmente. Avevo chiesto a che punto era il procedimento per irregolarità di bonifica. Prego, consigliere De Nardi. Sì, io non... Devo dare il secondo intervento. No, il segretario mi ha risposto solo parzialmente, per cui vorrei... Il mio è il secondo intervento, ho ripetuto la domanda che non è stato... Consigliere no. Io ho chiesto se ci sono o non ci sono i pareri e se ci sono al segretario se li ritiene errati, è una questione tecnica
sul primo punto del deliberato premetto, segretario, che io non ho mai parlato delle premesse, ma ho parlato esclusivamente dei punti del deliberato numero 1 e numero 4. Seconda cosa, ho chiesto, alla luce della risposta che sarebbe stata data dal punto di vista tecnico al consigliere Tonon su a che punto è il procedimento, se è definito o non è definito, nel caso sia definito come sia stato definito, ho capito che si può dare l'indicazione di fare qualsiasi cosa, però mi piacerebbe capire dove è mandato alla giunta di far cosa, visto che si inserirebbe in un procedimento pendente o concluso, e quindi in che modo, ho chiesto tecnicamente, la giunta possa inserirsi, secondo le previsioni del punto 4, in un procedimento concluso o non concluso a seconda appunto della risposta precedente. Se ritiene il segretario può rispondere, altrimenti passo la parola al sindaco, mi sembra che volesse. Sì, praticamente la risposta è ancora più lapidaria di quella di prima, nel senso che se i pareri di regolarità tecnica e contabili siano regolarmente dati, no, appunto una delle attività che vengono demandate allo Giunta comunale in questa mozione. E la verifica degli aspetti procedimentali. Lei non è in grado di dirlo adesso? No, ovviamente no, stiamo parlando di una mozione, scusi, l'aspetto formale è questo. Il Consiglio Comunale deve decidere se demandare, dare mandato alla Giunta di compiere una verifica. Come posso farlo io qui? Chi sono? Non posso sostituirmi alla Giunta. D'accordo? Gli altri aspetti procedimentali rientrano comunque in questo indirizzo che dà il Consiglio Comunale alla Giunta Comunale. Bene, allora parola al sindaco per un intervento. Prego, signor sindaco. Sì, la questione è discussa da molti anni, lo sappiamo. Se il Consiglio Comunale questa sera darà mandato alla Giunta di verificare tutti i singoli passaggi che hanno accompagnato questa vicenda ormai decennale, la Giunta volentieri li farà. Vedrà se è il caso di ritirare la 116 oppure no, vedrà come meglio gestire la questione. La questione si compone di tanti aspetti e quello politico, di sicurezza, come diceva il consigliere Fabiana, eccetera, però fondamentalmente qua la questione è sorta e si è posta in modo così importante perché abbiamo percepito un'attività irriguardosa nei riguardi del Consiglio Comunale. Ricordo anch'io quel Consiglio Comunale, ricordavo a memoria i singoli passaggi, per cui quello che è successo poi operativamente non è stato rispettoso di quella volontà. Ci saranno state difficoltà tecniche, ci sarà stato qualcos'altro, non lo so, lo appureremo, se ci date mandato soprattutto di farlo e cercheremo di trovare una soluzione bisogna alla fine trovarla, cercando di essere rispettosi per quello che non è stato fatto in passato della volontà del Consiglio, e credo che alla fine del percorso di accertamento, chiamiamolo così, avrò piacere nel riportare in Consiglio Comunale le conclusioni che la Commissione avrà tirato. Consigliere Tonon per il secondo intervento. Io ribadisco per la terza volta la domanda, spero che mi venga data una risposta o almeno mi si dica non siamo in grado di rispondere. Per un'altra domanda faccio a questo punto, visto come si è svolta la discussione al segretario, spetta alla Giunta verificare la legittimità dei pareri? Tutto di domanda, è una domanda secca. Credo preveda solo un sì o un no. Grazie. Passo la parola al segretario. Sì, quindi la risposta affonda le radici proprio all'istituto dell'autotutela. L'autotutela prevede appunto che lo stesso organo
un tema nato dato possa votare un procedimento di secondo grado rivolto alla eventuale revocazione dell'atto precedente. Può essere un atto di annullamento, autoannullamento o un atto di È una cosa diversa dalla domanda che ho detto io. Io non ho detto che è un provvedimento di tutela, può fare questo, si può revocare tutte le delibere. Invece qua si dice, si dà mandato alla Giunta di verificare la regolarità di pareri. Ho chiesto a lei, può farlo la Giunta la verifica della regolarità di pareri o no? Articolo 147 del testo unico, lei lo sa di sicuro. Allora, direi una risposta. Allora, il segretario risponde pure e chiudo con gli interventi del consigliere Tonò, perché se no andiamo avanti con poco. Se c'è un procedimento di secondo grado con la proposta di delibera di annullamento o di revoca, sarà anche questa proposta corredata di pareri, i quali appunto andranno a verificare, sempre nell'ambito di un procedimento di secondo grado, la regolarità dei pareri espressi precedentemente. Bene, ecco, grazie segretario. Allora, se non ci sono più interventi, io passerei a porre in votazione la delibera. Sì. Se qualcuno vuole fare la dichiarazione, De Bastiani, scusi, De Bastiani, consigliere, si era prenotato. Solo per una dichiarazione, cioè per dichiarare che noi condividiamo il fatto e quindi la mozione l'invito alla Giunta di verificare tutto il verificabile a questo punto e quindi lo riteniamo un atto doveroso nei riguardi della città e nei riguardi anche dei residenti interessati. Auspichiamo che venga fatto una volta per tutte un'analisi seria, approfondita, con l'obiettivo, cercando l'obiettivo di risolvere, se risolvibile, il problema e attendiamo fiduciosi i risultati. Comunque la mozione politica è più che legittima, il problema esiste, il problema va risolto, per cui noi daremo un voto positivo. Consigliere De Bastiani, la prendo come una dichiarazione di voto, allora questa. Sì. Okay. Se qualcuno vuole fare una dichiarazione di voto, prego. Consigliere Tonò, prego. Grazie. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, è un po' difficile votare perché a parte le mancate risposte, ma nella proposta del consigliere D'Aren ci sono 4 punti. Nella delibera che io ho stampato, a meno che non ci sia un problema di computer, di non so che, c'è solo un punto. 4 punti. Si riferisce a tutta la mozione stampata da Walter. Quella è la mozione. No, ho detto nella mozione ci sono i 4 punti, questa è la mozione. La delibera non è la mozione, la delibera è un'altra roba. E però qua risulta solo un punto, la pagina 2 è vuota. Che fa riferimento a tutta la mozione che è legata da quanto interpreto io. Come? Fa riferimento, l'unico punto, da come interpreto io, fa riferimento a tutta la mozione legata. No, perché riporta, se lei lo legge, si è dimostrato in 5 anni un assiduo lettore delle delibere, certo, di approvare. La 116 revoca di fatto quella fatta in Consiglio Comunale. Di approvare Si discute tutta, non fare puntualizzare su uno. Cos'è che viene ridiscussa tutta adesso insieme. La proposta è diversa dalla mozione, tutto qua. Testo legato, che costituisce parte integrante del sottoscritto stesso. Allora, da quello che leggo io qua, il punto della delibera parla di un testo allegato al presente atto che è l'intera mozione. Sì, però allora la domanda, perché scrive se sia rivocabile o in caso affermativo, doveva semplicemente scrivere di approvare la mozione
del testo integrante approvato. Punto. È come si dice da noi nella scarpa sopra qua. Però non dire. Se torniamo ai tempi antichi va bene tutto. Questa l'hanno predisposta gli uffici e così è. Prego? L'hanno predisposta gli uffici, dico. E quindi? Quindi va bene così. Quindi anche la delibera del 116 l'aveva predisposta gli uffici, quindi va bene così, no? Mi sembra di non provare adesso la un'opposizione. magari discutiamo. Va bene. Allora, altre dichiarazioni di voto? Prego, Antonio. Anch'io ribadisco che il problema esiste e che deve essere risolto. Io ribadisco anche che secondo me la Giunta ha già questo mandato di verificare le delibere. Quindi su questo tema non vorrei scrivere più linea a seguito su questa. Grazie consigliere. Consigliere D'Area. La mozione evidenzia evidente i 4 punti, ma viene messa in discussione tutta la delibera del 116, quindi quello che noi, il nostro è un voto affermativo perché questa delibera del 116 venga riportata in giunta. Grazie. Bene. Allora poniamo in voto la delibera. Per una questione di chiarezza, noi votiamo in delibera il punto 1, 2, 3 e 4. Giusto? Sì. Confermato? Ok. Perché l'allegato sì, c'è scritto in parte integrante. Okay, vabbè, io la interpreto così. Anch'io. Volevo una Passiamo, quindi poniamo in votazione la delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti?